Allora, buongiorno, Cristian Mallinverni, Presidente nazionale e regionale di ristoranti di Confartigianato Imprese. Qui a Longarone ha partecipato a un talk show sull'alimentazione italiana nel mondo, la corretta alimentazione. Vorrei innanzitutto sapere e conoscere quanti ristoranti Confartigianato Imprese può vantare qui nel Veneto, che cosa li differenzia dagli altri ristoranti e come affrontano poi anche nei confronti dei clienti questo momento particolare di crisi. Allora, sono orgoglioso perché siamo circa in 5.000 ristoranti associati a Confartigianato e il Veneto è sicuramente la regione più importante del panorama e di questo ovviamente ne sono orgoglioso perché sono anche presidente regionale del Veneto. Si ritorna a un concetto di una volta dell'artigiano ristoratore, quindi colui che manipola il cibo, offre un prodotto del territorio, questo è molto importante, e quindi chi è più di lui un artigiano? Colui il quale appunto prende il prodotto, lo manipola e lo offre poi al cliente. Quindi prodotti del territorio, assolutamente del territorio, si va così anche incontro a un fattore, ahimè purtroppo, di questi momenti, quindi un discorso economico. Quindi si tenta di dare a un costo relativamente basso, concepibile con quello che è oggi l'economia delle singole persone, però un prodotto di qualità, assolutamente di qualità. Il nuovo trend di oggi qual è? Un piatto veloce, un piatto unico? Sì, ma con prodotti del territorio, quindi non solo i famosi sandwich o fast food, va benissimo, non vado certo in competizione, ma si può offrire un prodotto oggi naturale, un piatto singolo, veloce, ma economicamente valido, quello è importante.